Quest'anno il programma delle commemorazioni del Vajont l'abbiamo ovviamente ridotto negli eventi, però comunque è carico di significati. Dovranno essere rispettate le restrizioni che riguardano l'uso della mascherina per tutti gli eventi che noi abbiamo organizzato e ovviamente il distanziamento sociale. Il Covid non ferma il ricordo nei tanti significati che la commemorazione del Vajont assume di anno in anno. 57 anni dopo è difficile, se non impossibile, dimenticare, anche perché c'è una sottile linea rossa che collega il disastro di allora all'emergenza di oggi, come dimostra anche l'iniziativa in programma sabato mattina al Centro Culturale di Longarone. Il tema è la gestione delle emergenze, il caso Covid. Leghiamo proprio l'anniversario del Vajont a un tema di estrema attualità come quello del Covid. Ci sarà una testimonianza del paziente 1 di Codogno Mattia Maestri, la presenza della dottoressa Giustina De Silvestro del Dipartimento di Immunoematologia dell'ospedale di Padova. Ci sarà l'ingegner Rinaldo che ci parlerà da Losanna direttamente. Tra gli ospiti anche il padre dei tamponi rapidi, il microbiologo trevigiano Roberto Rigoli, che porterà la sua testimonianza sul campo. Sempre sabato arriverà a Longarone il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Sarà un'occasione soprattutto per far capire all'Europa che è importante mettere risorse sulla prevenzione del territorio. Penso che questo sia un tema sempre di estrema attualità e lo vediamo ormai quotidianamente per quello che avviene in tutto il Paese ma anche in tutto il mondo. Prima però venerdì 9 sarà l'ora della commemorazione ufficiale al cimitero di Fortonia con il capo della protezione civile Borrelli. Dal Vajont a Vaia, passando per il Covid, il bellunese vuole comunque alzare la testa e non dimenticare.